Non bisogna tacere, non bisogna tacere, non bisogna permettere che continui questo genocidio, questo massacro. Dobbiamo trovare tutti i modi, come hanno fatto adesso gli amici, cioè, per denunciarlo, e questo costa quel che costa. Quando Donnandino esce dal varco degli arrivi all'aeroporto Marco Polo, il gruppo di amici, parrocchiani, volontari e attivisti di associazioni che si sono organizzate per dargli il bentornato si scioglie in un applauso liberatorio. Dopo 7 ore bloccato all'aeroporto di Tel Aviv, al parroco del quartiere Cita di Marghera ed ex coordinatore nazionale di Pax Christi Italia sono stati riconsegnati valigia e cellulare ed è stato espulso dallo Stato di Israele. Credo che non si possa sequestrare una persona per una giornata intera. Perché lei non può entrare in Israele? Cosa le hanno detto? Che metto in pericolo la sicurezza di Israele. Ricordo che, a proposito di sicurezza, diceva il patriarca Sabbah, che è un grande nostro amico, diceva: Israele sarà sicura solo quando rispetterà i diritti del popolo confinante. Lei cosa avrebbe fatto in Palestina? È uno dei tantissimi pellegrinaggi di giustizia. In quelle ore convulse, quello di Donnandino è stato un caso internazionale per il quale si sono mobilitate istituzioni come il Ministero degli Esteri e la Conferenza Episcopale Italiana. Assieme ad una quindicina di persone era atterrato a Tel Aviv, dove avrebbe dovuto partecipare ad un pellegrinaggio di pace in Terra Santa. Come ha trascorso la notte? Dove l'ha passata? In una guardiola comune, diciamo, in un posto. A me mi spostavano, mi accompagnavano a fare la pipì in 4, però voglio dire, questo fa ridere, ecco, non fa ridere, ma cosa può voler dire per un giovane di 8 anni tutta la vita essere arrestato e accompagnato sempre con questi soldati? Sinceramente non c'è paragone, ecco. Dice per lei è durato 24 ore, per gli altri dura tutta la vita. Veramente non è stato nessuno, non è stato un sequestro, è stata una cosa illegale. Donnandino Capovilla è molto critico delle politiche del governo Netanyahu ed è possibile sia sgradito in Israele anche per un suo libro, Sotto il cielo di Gaza, in cui descrive la situazione dopo il 7 ottobre. Mentre era bloccato a Tel Aviv ha scritto in un post: basta una riga per dire che sto bene, mentre le altre vanno usate per chiedere sanzioni allo Stato che tra i suoi errori bombarda moschee e chiese, mentre i suoi orrori si continua a fingere che siano solo esagerazioni. Magari non andrò in Israele, ma vorrei poter andare lo stesso in Palestina, visto che poi adesso tutti lo riconoscono come Stato, per evitare di denunciare Israele, ma invece chiaramente sarà un problema.